Si è riunita in assemblea Confindustria Veneto Est, seconda territoriale del sistema Confindustria, che rappresenta oltre 5.000 imprese associate e 4 province: Venezia, Padova, Rovigo e Treviso. 2025-2035 è il tempo delle scelte, questo è il titolo dell'appuntamento che ha messo sul piatto le esigenze di imprese e lavoratori con un quadro preciso sottolineato dalla presidente Paola Carron. Allora, vista la situazione economica che stiamo vivendo, visto che il Paese sta crescendo di uno 0, è quanto mai indispensabile sostenere le imprese che devono affrontare questa transizione ambientale e digitale e tecnologica ed è per questo che nasce la richiesta di Confindustria Nazionale verso il governo per un piano straordinario per il Paese di almeno 3 anni. Però non possiamo lavorare di finanziaria in finanziaria, le imprese hanno bisogno di avere un tempo, un arco di tempo necessario per poter fare investimenti e quindi anche la certezza degli investimenti. Presente anche il presidente nazionale Emanuele Orsini, che ha sottolineato come l'Italia, pur essendo la seconda manifattura d'Europa, fa sempre più fatica a parlare di industria. Il vero tema è la semplificazione della burocrazia, che è il vero grande fardello di questo Paese ormai da 15 anni. L'anno scorso è costato 78 miliardi la burocrazia del Paese, quindi io credo, ma come gli anni precedenti, quindi non è un tema. Noi non facciamo politica come lei ben sa, però oggi noi dobbiamo dirci che i nostri imprenditori vogliono certezza. La certezza la hai solo nell'aver chiaro che se io presento un progetto all'interno io devo avere entro i 60 giorni i pareri, quindi questo per noi è fondamentale. Chiaro quindi il messaggio lanciato al governo. Quello che noi chiediamo è di portare la propria attenzione e quindi sugli investimenti legati all'innovazione, sul sostegno alle imprese, sul tema infrastrutture materiali e immateriali come esigenza di questo territorio. Chiederemo questo, di avere anche il coraggio di fare queste scelte in un momento storico particolare.